Battista Modupo, detto Gamba Secura, nel 1574 al convento di Cividale. Io sono benandante perché vo con gli altri a combattere 4 volte l'anno, cioè le 4 tempora, di notte, invisibilmente con lo spirito, et resta il corpo. Ed noi andiamo a favor di Cristo e gli stregoni del diavolo, combattendo l'un contro l'altro, noi con le mazze di finocchio e loro con le canne di sorgo. Et se noi restiamo vincitori, quell'anno è abbondanza, et perdendo è carestia. Siamo i benandanti e come avete sentito dall'introduzione avremo modo nella serata di dirvi qualcosa in più su chi siano stati benandanti e su chi siamo noi. Faremo questa sera un viaggio musicale, vi porteremo in giro per diversi paesi d'Europa e non solo, con le musiche tradizionali di diversi posti e quindi ci muoveremo al suono della musica. Abbiamo iniziato con questo brano che era dalla Bulgaria e adesso invece continuiamo con un repertorio diverso che fa parte di un brano del repertorio della musica klezmer, che è la musica che si è sviluppata nel centro Europa, nelle popolazioni ebree del centro Europa, in cui si è sviluppata una cultura particolare che è una lingua, che è la lingua Yiddish,
e un genere musicale che è il genere klezmer. Di questo repertorio veramente interessante e molto ampio, noi eseguiremo un brano dal titolo Mazel Tov, che significa buona festa. È un brano che viene fatto assolutamente in occasione delle feste, dei matrimoni, e quindi è un brano che augura allegria. Mazel Tov, i benandanti. Nell'introduzione, i benandanti, molti di voi sicuramente lo sapremo perché siamo proprio nella patria dei benandanti, sono stati dei personaggi realmente esistiti intorno al 1500 e poi, ed erano i cosiddetti nati con la camicia, coloro che nascevano avvolti dal sacco amniotico e che per questo venivano reputati, per tradizione, già dalla nascita delle persone con dei poteri magici. La loro magia consisteva nelle 4 tempora, cioè nei 2 solstizi, nei 2 equinozi, uscire in spirito di notte e andare a combattere armati di rami di finocchio selvatico contro le streghe e gli stregoni. E da questa battaglia che durava nei campi di Josafat, c'è scritto,
dall'esito di questa battaglia dipendeva poi l'annata futura nei campi, quindi se vincevano i benandanti quella sarebbe stata un'annata di abbondanza e come detto prima in caso di vittoria delle streghe e stregoni sarebbe un anno di carestia. Erano personaggi quindi importanti nella cultura rurale ovviamente perché da loro dipendeva le sorti dei villaggi. Ovviamente tutto questo non è stato proprio gradito dalla Santa Inquisizione e quindi noi sappiamo tutte queste cose proprio perché molti sono stati inquisiti e grazie a, diciamo, ai cataloghi, come si chiamano, ai registri appunto della Santa Inquisizione, sappiamo appunto tutte le loro vicende, tutto quello che loro dicevano, come il pezzo che abbiamo letto prima. Di tutto ciò, da quanto si sa, sembrerebbe che nessuno di loro sia stato realmente arso, perché alla fine la domanda cruciale, loro si salvavano un po' in corner, perché dicevano noi lavoriamo per Cristo, noi facciamo magia bianca, le streghe e gli stregoni sono per il diavolo. E quindi sembra che nessuno di loro sia, per loro fortuna, nessuno è stato arso. Continuiamo con il nostro peregrinare in giro per l'Europa e andiamo invece nell'Isola Verde dell'Irlanda. Dal repertorio infinito di musica irlandese faremo un set di 3 brani, uno a seguito dell'altro, The Foggy Dew, The Castle Kelly e The Star of the County Down.
street from a tube and beat of a sheet of an brown hair. Such a cocksnell, should I shot myself, but to see it straight liver. From Bumpy by up to Carrigate, from Gully to Dublin town. No made it sing like a bandolin, but a man that kept me down. We should leave there in a dress in a Sunday clothes. With my shush and bite and my hot can ride for a smile for an uptown home. No pipe I smoke, no horse I yacht in my fluffy Asper brow. Till as many bright, by my home five sides with a star I can't get down. From Bobby by up to Renegade, from Gully to Dublin town. No made a scene like a bungle lane, but a man in a captain. Grazie. E ora ci spostiamo e andiamo invece in Italia, però andiamo al sud dell'Italia per fare cose che non abbiamo troppo nelle orecchie abitualmente. Andiamo nella zona della Campania con un brano dal titolo Se potessi. Se potessi diventare un ugardillo per cantare tante storie da sognare, cade per l'allegria. Se potessi rigirare questo mondo popolare, grossi piccoli mezzali, tutti insieme a raccontare. Chi parla, chi canta, chi è sola si consola, chi parla, chi sogna che non si fermerà. Chi cerca zancanna, la vita per inganna, chi trova parola ma non sa utilizzare. Ma non so ciò vedere, quello che dentro me, non so ciò vedere, un po' scuro dentro me. Non lo sapere, non so ciò perché, non lo sapere, perché due non fa tre. Se potessi diventare l'uvertillo per cantare tante storie da sognare che per un'allegria. Se potessi rigirare questo mondo popolare, grossi piccoli mezzali, tutti insieme a raccontare. Chi parla, chi canta, chi è sola si consola, chi parla, chi sogna che non saperà. Chi cerca s'affanna, la vita per inganna, chi trova parola ma non sa utilizzare. Ma non so da vedere, è la che dentro me, non so già vedere, un po' scuro dentro me.
sapere, passaggio per te, non lo sapere perché due hanno fa tre. Maurizio all'organetto, Cristina al violino e adesso tamburello, Sascio praticamente a tutto, sentirete poi tardi, il contrabbasso, violino, clarinetto, flautini vari, Giorgio al rumore e Simon il nostro fonico invisibile. Ora ci spostiamo e quindi dall'Italia andiamo oltre l'Adriatico e andiamo in piena area balcanica, area interessantissima dal punto di vista musicale. E qui di questo repertorio infinito faremo un brano macedone, della Macedonia, dal titolo Jovano Jovanke. È un brano che è molto conteso in realtà alla paternità, cioè i serbi dicono serbo, i macedoni dicono macedoni e così avanti. Sembra però che sia effettivamente macedone. Noi lo eseguiremo nella versione, diciamo, tradizionale. Sasha in questa occasione cambierà strumento, prenderà un clarinetto. E cosa dire ancora? È un tipico esempio di musica di quelle aree, quindi una musica in tempi dispari, cosa che, diciamo, da noi cosiddetti occidentali assolutamente non esiste. E questo in particolare in 7 ottavi. E quindi sono balli, cioè musiche su cui ovviamente solitamente si balla, veramente un po' zoppe. Sentirete che o manca o avanza sempre un pezzettino. Quindi Jovano Jovanke dalla Macedonia, i benandanti.
balcanica, però andiamo un po' più a sud, quindi alla fine della penisola balcanica, e andiamo in Grecia, ma in particolare andiamo in una zona della Grecia che è a oriente, quindi a confine con la Macedonia, e andiamo in Tracia, e della musica folcloristica di questa regione faremo un brano dal titolo Taderfia, i due fratelli, i fratelli. Il testo narra una storia, una vicenda un po' triste di due fratelli che appunto dicono anatema, maledizione, maledicono l'eccessiva bellezza della loro sorella, talmente bella e giovane e veramente affascinante che la sorella morte se l'ha presa precocemente, quindi maledicono l'eccessiva bellezza della loro sorella, che appunto causa la sua precoce dipartita. Allora, Taderfia dalla Grecia. Taderfia skizun tavona, Taderfia skizun tavona, Kajden drakse rizono. Hey! Taderfia higa mia derfi, skocznutsa to niewi. Tinzonake igitonia, tinzonake igitonia, Dicileve mi corra. Hey, hey! Torniamo in Irlanda con un set di 3 brani che solitamente vengono eseguiti in occasione dei matrimoni, quindi wedding reel. Le reel sono uno dei diversi modi appunto di fare la musica irlandese, e appunto reel vorrebbe dire mulinello, perché è una ripetizione continua anche ritmicamente, continua così, e solitamente viene ballato. Noi ci esentiamo questa sera dal farvi vedere come balliamo. Quindi in questa occasione Maurizio sta preparando un altro strumento tradizionale che è il bodhra, che è appunto un tipico tamburo della musica irlandese che vedrete viene suonato con un bastoncino in modo un po' particolare. E Sasha qui ci accompagnerà col flautino.